Il Teatro Classico a Vicenza ha fatto il tutto esaurito. I 9 spettacoli andati in scena all'Olimpico tra il 19 settembre e il 27 ottobre hanno richiamato ben 8.300 spettatori. Qual è il segreto di questa modernità? I classici sono moderni se sappiamo noi essere moderni. Loro sono moderni di loro, sono universali. Il punto è che noi non siamo al passo dei classici. Io ho cercato anche qui di invertire come il titolo, cioè ho chiesto al pubblico, sappiamo veramente essere universali come loro? È questa la sfida. Il pubblico ha risposto bene, mi sembra. Io devo dire che Vicenza ha fatto un atto di un amore talmente incondizionato nei miei confronti che lo ricorderò per tutta la vita. Il ciclo di spettacoli ha voluto mettere in luce non solo l'attualità dei classici, ma come l'uomo contemporaneo possa cercare e trovare nei classici, come detto, la modernità. La rassegna è stata promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza, con la Fondazione Teatro Comunale e l'Accademia Olimpica e con il sostegno della Regione del Veneto. Il direttore artistico ha già lanciato una sfida per l'edizione 2020 con Eleven, la produzione colossal sulla più grande tragedia contemporanea, quella dell'11 settembre 2001, un lavoro di cui Marinelli sarà autore e regista.